Siete pronti? 1, 2, 3 e viva le Olimpiadi! Adesso i compressori sono attivi e stanno producendo acqua refrigerata. Una impressione a caldo. Spettacolare. Nel cuore dello Sliding Center, la pista olimpica di bob, slittino e skeleton, dentro la centrale di refrigerazione, al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli l'onore di pigiare lo start all'attivazione della sala macchine che da sabato avvierà il ghiacciamento del tracciato con una potenza complessiva di quasi 4 megawatt e mezzo. Il fluido vettore per la prima volta al mondo è il glicole, che viene raffreddato nella centrale frigorifera e pompato lungo tutto il circuito. Emozione di orgoglio per aver creduto fin dal primo momento in questa operazione, un'operazione che, ricordiamolo, ha visto sì un investimento legato allo sliding center, ma si porta dietro oltre 1 miliardo di euro di investimenti che verranno realizzati da qui ai prossimi anni e che cambieranno il volto non solo della statale Alemannia ma del Veneto. Le fasi di lavorazione sono addirittura d'arrivo e già si guarda alle scadenze per la preomologazione dal 24 al 31 marzo, quando a testare la pista arriveranno 30 atleti delle federazioni internazionali con i massimi esperti delle specialità di scivolamento su ghiaccio. Siamo riusciti a fare un'opera d'arte che unisce l'ingegneria, l'architettura, l'artigianato. Viene tirato il cemento come nei restauri. Questo ci permette, con un errore di 1 o 2 millimetri, di avere meno difficoltà poi a tirare il ghiaccio. Infatti abbiamo cominciato a ghiacciare, già oggi cominciamo a ghiacciare. Contiamo che per la settimana prossima già i primi settori si vedono. Non c'era il presidente della regione Luca Zaia, annunciata e annullata in poche ore la sua presenza alla cerimonia per sopraggiunti impegni istituzionali. Né da Palazzo Balbi né da Palazzo Ferrofini è stato inviato un rappresentante regionale all'evento. A margine della cerimonia il sottosegretario Morelli è tornato sulla questione sicurezza che in provincia ha comportato l'arrivo di 53 nuovi carabinieri e rafforzato di 10 unità il personale della polizia, specialmente dopo il presunto sabotaggio di giovedì scorso. Non ho spunti, aggiornamenti legati chiaramente alle indagini che sono in corso per quanto avvenuto nelle scorse notti, ma devo sottolineare che non credo che ci sia una pianificazione rispetto a quanto avvenuto, ma il rischio maggiore, sul quale vi invito da collega, invito i media a fare la loro parte, è sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto a una responsabilità che tutti quanti abbiamo.